Giuseppe Di Rosa, ecco, lei ha sollevato attraverso un comunicato stampa e dei documenti quanto costerà il concerto di Capodanno. Ma sì, innanto bisogna dire una cosa, a chiarimento di tutto quello che accade. Un concerto a Capodanno ci può stare, una bellissima manifestazione di Capodanno ci può stare, ma andare a spendere 60.000 euro per il solo Guepechegno, un emerito sconosciuto per una fascia di età che sarebbero quelli che partecipano alla notte di Capodanno, per poi sentirsi dire sempre che ad Agrigento non ci sono soldi, e questo è già un problema. Se poi questi soldi, così come deliberato dal parco archeologico, vengono dalla tassa di soggiorno versata da parte del comune con una delibera che è questa, per 120.000 euro nelle casse del parco, c'è chi, come il sindaco, dice che non c'è nessun motivo, è solo perché così il parco organizza un unico cartellone. No, la verità dobbiamo dirla ai cittadini. Il parco non ha necessità di effettuare gare, così come è scritto nella delibera del parco, guardate, proposta di determina, su proposta di una società che si chiama Piemonte Unico con partita IVA, lasciamo perdere, non la facciamo vedere, per l'organizzazione dello show musicale rapper Guepechegno. Capodanno 31/12/2019, 60.000 euro dalla tassa di soggiorno, più 5.000 euro dallo sbigliettamento della valle, sono 65.000 euro, più tutti i servizi che dovrà mettere il comune a disposizione per la manifestazione. Metteteci pure 3 giorni di mancato incasso, più quando smonteranno, 4 giorni di mancato incasso dei parcheggi, calcolate voi quanto sta costando l'attività che si farà questa notte di campagna elettorale. Nessuno può dirmi che sto sbagliandomi, è una campagna elettorale iniziata, è una campagna elettorale per una questione di candidature a sindaco. C'è chi utilizza i canali propri, c'è chi utilizza i canali istituzionali e purtroppo i soldi dei cittadini di Agrigento. Sono l'unico che dice queste cose? Io vorrei dire che forse sono l'unico che riesce in questa città a metterci la faccia. Tanti cittadini non lo fanno, tanti giornalisti, mi spiace dover ammettere, stanno al loro posto passando solo ciò che gli passa all'ufficio del sindaco, e Agrigento a questo punto vuole cambiare? Agrigento vuole il cambiamento? Agrigento oggi ci sono gli schieramenti e c'è chi dice una cosa e c'è chi ne dice un'altra. La realtà è davanti agli occhi di tutti. Agrigento è in uno stato di abbandono assoluto e i soldi ci sono stati, ci sono e ci saranno. Per cosa spenderli? Io li spenderei per la città. C'è chi ad oggi, e con questa notte lo ha dimostrato, li spende solo per fare fumo.